Non sono soddisfatti imprenditori e artigiani veneti dei provvedimenti contenuti nella manovra economica del governo. Assindustria Veneto Centro e Unioncamere vanno all'unisono. Le misure contenute nella legge di bilancio non sono sufficienti a dare il via a un effettivo rilancio. Avevamo chiesto al nuovo esecutivo giallo-rosso di sorprenderci, dice la presidente degli industriali trevigiani e padovani Maria Cristina Piovesana, ma questo non sta avvenendo. Sono misure che non rappresentano certamente una manovra espansiva, ciò di cui noi avremo bisogno, e in particolare guardiamo comunque con attenzione e in maniera favorevole alla riduzione del cuneo fiscale per quanto riguarda i lavoratori, anche se troppo poco è stato messo. Da parte nostra riteniamo che sia fondamentale poi anche applicare la decontribuzione per quanto riguarda il contratto di secondo livello che viene fatto, in modo che ci sia un beneficio anche per l'impresa. E poi l'altro tema secondo noi molto, molto importante è rappresentato dal rinnovare quelle che è Industry 4.0 e perciò il super e l'iperammortamento. Mario Pozza, presidente di Unioncamere Veneto, è sulla stessa linea. Noi chiediamo che sia una manovra di sostegno all'economia, di rilancio all'economia e non di proclami. Ci auguriamo che ovviamente tutti questi soldi che dicono che dovrebbero entrare dall'evasione fiscale vadano anche a ricercare l'elusione fiscale. Ci sono grandi gruppi che non pagano in Italia le proprie tasse e che quindi fanno quello che vogliono in sostanza, e credo che ovviamente bisogna assolutamente investire in grandi opere per il rilancio del nostro paese, altrimenti non ci sono prospettive di crescita.